Sarà un Ferragosto in cui le temperature seguiranno l'andamento di questa settimana. Abbiamo temperature effettivamente molto alte, sia le minime, al di sopra dei 20 gradi su moltissime zone della pianura, fino anche a 25-26 gradi, e sia le massime attorno ai 34-36 gradi, con punte fino a 37, sempre sulla pianura. Ferragosto bollente che non risparmia nessun luogo del Veneto, dalle montagne al mare, si boccheggia soprattutto in pianura, sfiancati da questa ennesima ondata di caldo africano che attanaglia tutta l'Italia. Nelle prossime ore fino a Ferragosto le città italiane con bollino rosso saranno 22, per il Veneto ci sono Verona e Venezia. Alte temperature che arrivano a 36-37 gradi di giorno e che non si abbassano nemmeno di notte. Quando registriamo le temperature minime e queste non vanno al di sotto dei 20 gradi si definisce notte tropicale. Ne abbiamo vissute parecchie in questi ultimi 2 mesi in Veneto. All'incirca metà delle notti, una trentina di notti sulla pianura del Veneto, sono rimaste al di sopra dei 20 gradi, quindi definite notti tropicali. Questo aggrava ovviamente l'effetto del disagio fisico, in quanto non permette il raffreddamento degli edifici, e anche l'impatto sul corpo umano risulta più importante. Temperature elevate fino a venerdì 16 agosto secondo le previsioni del centro meteorologico di Arpav, ma nel fine settimana dovrebbero arrivare i temporali che porteranno un po' di refrigerio. La situazione cambierà tra sabato e domenica per l'ingresso di aria più fredda dalle zone centro-settentrionali del continente. Avremo quindi un'irruzione di aria fredda a sud delle Alpi che ci interesserà, attenuando le condizioni di caldo, riportandoci con temperature sulle medie del periodo. Tra luglio e agosto le ondate di calore hanno messo a dura prova i veneti. Lungo il litorale si sono registrate ben 33 giornate a forte disagio fisico, 25 quelle in pianura tra Padova e Treviso e 18 nell'arco pedemontano. Non osserviamo particolari differenze, se non tra le città le zone dell'area pedemontana, le zone di pianura e le zone litoranee, che tendono a essere più umide, forse con qualche grado in meno di temperatura. Temperatura un po' più alta e clima un po' meno umido sulle zone interne. La pedemontana è un caso un po' specifico, in quanto in alcuni casi ha un raffreddamento notturno maggiore, in alcuni casi è addirittura più calda della pianura.